Allora, il mio nome è Giovanni Agostino Currelli, sono di Olzai. Io mi occupo di formaggi, la mia azienda si chiama Merichiles. Mi occupo di formaggi tradizionali e formaggi per il mondo dei vegetariani. Sono stato a cavallo tra l'era vecchia e l'era nuova, quindi abbiamo cominciato a elaborare un formaggio, il tipico fiore sardo, il fiore dei pastori, che è molto buono. Però non bastava questo, quindi mi son chiesto, ma perché non fare altri formaggi? Perché i nostri formaggi sono tutti buoni. Dobbiamo dimostrare che i nostri formaggi sono molto buoni in paragone a quelli che ci portano qui. Perché qui c'è il territorio, ci sono i pascoli che danno quel gusto vero al latte che poi li trasmette al formaggio. Abbiamo fatto questo formaggio, abbiamo seguito tutte le varie fasi della stagionatura, la proteolisi, tutta, per 2 anni addirittura e ha dato degli ottimi risultati. Poi la prima volta ne abbiamo fatto una decina di forme, la seconda volta ne ho fatto una 50ina di forme ed è piaciuto veramente e l'ho chiamato aromatizzato Bisine. Bisine è il fiumiciattolo che attraversa il paese di Olzai, lo divide in due. Aromatizzato invece era tramite affumicatura, affumicato con foglie e arbusti di macchia mediterranea. Ho puntato sulla qualità del prodotto, prodotti di nicchia, senza eccedere anche nei mangimi, perché di solito metto granella, ma poco proprio. Il vero formaggio è quando la pecora mangia le nostre erbe e quindi anche molte volte abbiamo puntato anche per aumentare il latte, per selezionare le pecore, invece la vera pecora è quella che dà poco latte, però il formaggio è molto ma molto più buono. Mi sono creato questo sito, perché la prima cosa è un bel sito con delle fotografie che siano anche convincenti, che convincano anche chi le legge da fuori, che lo invitino anche a venire a vedere la realtà delle cose. Quindi mi sono fatto questo sito, ho viaggiato nel mondo. Il problema è far conoscere il nostro prodotto fuori dall'Italia, non qui in Sardegna, perché in Sardegna lo facciamo tutti il formaggio, quindi la vendita, dobbiamo farlo conoscere a fuori e far conoscere il nostro prodotto che è buono, che ha veramente delle caratteristiche che attirano. E adesso io penso che ci sia qualche ripresa, perché il fondo ci fa riflettere, come dice il vecchio proverbio, già preto pone subezza a urrere, e proprio fa correre, il bisogno fa correre il vecchio.